crisi, ma esiste una crisi? La nostra società è in crisi, l'economia è in crisi, ragazzi, crisi non c'è, non c'è crisi, c'è evoluzione, c'è progresso, c'è cambiamento, ma non c'è crisi. Il settore dei cosmesi, la cosmetica, per gli ultimi 150 anni è sempre in salita. Il nostro mondo, il mondo del cosmesi è in salita, non è in crisi, anzi, quando c'è guerre, quando c'è problematiche all'interno di varie società, le cosmesi, le vendite di cosmesi e di servizi di cosmesi vanno su. Noi siamo in un mondo molto proficuo, un mondo di profit, di mondo che va in su, in positivo, la bellezza va in positivo. Se tu sei in crisi, se la tua salone o attività è in crisi, è perché non stai cambiando con i tempi, ti devi adeguarsi a quello che è la nuova realtà del mercato, la nuova esigenza del consumatrice finale, come lei, cosa aspetta lei da voi. Il crisi è qui, la crisi non esiste, è un nuovo mondo, è una nuova società, è una nuova economia e dobbiamo essere informati, dobbiamo capire che cosa significa questi cambiamenti, cosa possiamo fare noi per adeguarsi a questi cambiamenti, per essere anche in anticipo di quello che avverrà di questi cambiamenti. Parleremo tanti di questi argomenti in questa rubrica perché girando il mondo vedo tanti cambiamenti, vedo anche di evoluzioni di salone, vedo quello che sta per avvenire. E ti do un piccolo teaser, i servizi express, non sottovalutare il express service, beauty on demand, servizi proprio di walk-in, servizi last minute che ci vuole 15-20 minuti massimo con un ticket da 25 a 35 euro massimo, ok, anche esagerando 49 euro con un express magari colpo di sole. Anche questo è un argomento che affronteremo. E servizi express, dobbiamo creare anche un color bar express. Ci sono tante cose che dobbiamo fare, ma soprattutto essere consapevoli che non c'è una crisi, la crisi non esiste, dobbiamo cambiare, evolvere e essere in tempi con la nuova economia.